Buongiorno, in diretta con Focus TG. Andiamo subito a Vicenza perché operai senza stipendio da mesi si sono arrampicati sulle gru nel villaggio americano, lavorano per una ditta che ha vinto l'appalto. Andiamo immediatamente da Daniele Garbin. A te, Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a te telespettatori. Confermo quello che hai già anticipato, è proprio alle nostre spalle, sono proprio le gru che già sullo sfondo potete vedere, come il rappresentante sindacale della Filea CGIL Riccardo Martin. Ecco, la protesta è clamorosa, no? Ma non è la prima, è una situazione che si è sempre più incancrenita dopo un anno circa dall'inizio del cantiere. È un problema di subappalti. Qui ci sono, dicevamo prima, l'anello ultimo che risentono in tutta una catena di incomprensioni, ma che cos'altro anche? Ma sicuramente sono l'ultima ruota del carro, potremmo dire. Questi lavoratori sono quelli che pagano ciò che la legge, la norma oggi permette nei subappalti, quindi avere una serie di subappalti che non permette alla capofila, diciamo, a chi ha la responsabilità principale del cantiere di avere certezza dei pagamenti, degli salari dei lavoratori che si sono onestamente guadagnati, è una vergogna. E questo è il risultato. Come vedete alle nostre spalle ci sono dei lavoratori che anche ieri hanno messo a repentaglio la loro vita per riuscire a recuperare il proprio salario. Noi chiediamo assolutamente che ci sia l'intervento dell'ICM che ha in mano il cantiere, che sappiamo è già intervenuta in altre situazioni per sanare il salario di altri dipendenti che erano nelle stesse condizioni, e quindi di porre fine a questa protesta che ovviamente mette, ripeto, a repentaglio anche la vita degli stessi lavoratori che sono lì perché non è che hanno piacere di farlo, che sono disperati, e quindi serve veramente un intervento per permettere a queste persone di lavorare in maniera dignitosa. Ripeto. Quanti sono? Soprattutto adesso sono due, sono circa oltre 12 dipendenti in generale, sono soprattutto persone che hanno anche anticipato le spese di soggiorno, per esempio, che hanno già difficoltà economiche, per cui se stanno saliti è perché la loro condizione è di estrema disagio, povertà. Insomma, si dice ormai da tempo che lo stipendio non basta mai e quindi si fatica a arrivare già alla terza settimana, quindi questi lavoratori ovviamente che vantano 2-3 stipendi, è chiaro che hanno dovuto anticipare le spese per poter continuare a lavorare e continuare a vivere loro e le loro famiglie, e quindi è chiaro che sono in difficoltà economica e sono disperati. Questo è l'evidente gesto di questa disperazione. Ecco, l'ultimo tassello, direttore, è che proprio un attimo fa ci stava aggiornando. Avete sentito la questura, la prefettura? Qual è la situazione in questo momento? Sì, io ho fatto una telefonata alla prefettura chiedendo un intervento. La prefettura ha dato disponibilità di aprire un tavolo di confronto dove però io chiedo ci sia ICM, perché è l'unica società, l'unica azienda, il gruppo che può, come dire, sistemare la situazione, e ne ha anche una certa, come dire, responsabilità in solido nei confronti di questi lavoratori. Quindi bene il tavolo con la prefettura, che ancora però non abbiamo, però a questo tavolo i soggetti che devono essere coinvolti, oltre ai lavoratori e ai loro titolari, anche chiaramente ICM che gestisce il cantiere e che quindi può portare la soluzione che serve. Ecco, in questo momento intanto loro la ringraziamo e noi continueremo a monitorare la situazione. Gli aggiornamenti poi nel telegiornale stasera. Per il momento, direttore, se non hai domande la linea torna a voi. Grazie molte Daniele Garbini, Simone Squarcina per la parte tecnica. Vediamo una notizia che riguarda, pubblicata dal giornale di Vicenza. A Poiana Maggiore un furgone nel canale di Scolo, grave l'autista, è lì trasportato all'ospedale San Bortolo. Vedete i rottami del furgone con i vigili del fuoco che estraggono l'autista. Il processo Miteni, parliamo ovviamente di PFAS. Il pubblico ministero ieri ha detto che l'azienda ha deliberatamente inquinato le falde. Ci sono le associazioni delle mamme no PFAS in presidio davanti al tribunale. Andiamo da Luisa Bertini.
Un presidio davanti al Tribunale di Vicenza, organizzato da tutte le associazioni ambientaliste del territorio, presenti anche le mamme No PFAS. Sono in compagnia con Silvana Fanelli della CGIL del Veneto e con l'assessore all'ambiente del Comune di Vicenza, Sara Baldinato. Il perché di questo presidio? Il presidio è legato al fatto che siamo alle fasi conclusive del processo Miteni, nelle quali le associazioni, la CGIL sono costituite parte civile per verificare che venga fatta giustizia di un inquinamento che è uno degli inquinamenti più grandi a livello europeo. Noi vogliamo che ci sia un giudizio vero su quello che è successo, cioè sulla predominanza delle scelte e del profitto di un sistema imprenditoriale che punta al profitto a danno della collettività, e l'inquinamento da FAS il danno alla collettività l'ha creato, ai lavoratori, ai cittadini, al territorio, all'ambiente. Bisogna cambiare per noi il modello di sviluppo e tenere insieme il lavoro con l'ambiente, con la tutela della salute delle persone. Ecco, Assessore, anche il Comune di Vicenza in rappresentanza qui al presidio. Sì, era dovuto esserci qui oggi, abbiamo sentito anche degli interventi molto belli dei ragazzi della zona che hanno parlato e ci hanno ricordato quello che dice l'articolo 9 della nostra Costituzione, che ogni cosa deve essere fatta anche in previsione della tutela delle future generazioni. Ecco, questo forse non è stato fatto, c'è l'impegno, il Comune di Vicenza c'è, abbiamo presentato e approvato una mozione ancora a luglio dell'anno scorso in cui chiediamo proprio che non ci siano più PFAS in produzione a meno che non siano strettamente necessari. Questa mozione l'abbiamo spedita al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente e allo stesso Presidente del Consiglio. Oltre a questo abbiamo istituito l'osservatorio FAS e questo osservatorio con il sindaco e me qualche giorno fa ha incontrato proprio una delegazione delle mamme No FAS per capire insieme a loro e ascoltare da loro stesse quello che è la loro realtà, e quindi cerchiamo con l'osservatorio stesso di tradurre in termini anche molto più semplici di quello che è leggibile dai siti istituzionali qual è la situazione reale, per renderla proprio, come dire, leggibile e intellegibile dai nostri stessi concittadini. Ecco, l'avete sentito, tema dell'ambiente al centro dell'attenzione, un presidio che è partito stamattina. Grazie a Luisa Bertini con le mamme PFAS. Vediamo purtroppo un altro incidente, un'auto contro un camion, e qui siamo a Veronella, all'incrocio, 3 feriti e lunghe code, è il titolo della prima pagina del quotidiano L'Arena di Verona. Andiamo avanti con la cronaca, l'appello del papà padovano che non vede da oltre un mese la figlia portata via dalla mamma. La donna, che viveva in provincia di Treviso, e la piccola di 8 anni hanno fatto perdere le loro tracce da inizio gennaio. Valentina Visentin. Chiedo ai familiari della mia ex compagna di scrivermi, di tenerci in contatto, di dare informazioni alla procura in maniera tale che mia bimba possa tornare alla sua vita e ai suoi amici. L'ultima volta che ha visto sua figlia era il 28 dicembre. L'appello disperato di questo giovane papà padovano. La sua ex moglie, che vive in provincia di Treviso, all'indomani della festa per il compleanno della piccola è partita in fretta e furia per la Svizzera, portando con sé la bambina, e non ha più fatto rientro in Italia. Il giorno 3 gennaio mi sono presentato presso la casa della mia ex compagna, però ho notato da subito che non era più presente il nome sul campanello e sulla buca delle lettere. Da lì gli ho chiesto maggiori informazioni e mi ha detto che era nei pressi di Zurigo, e il giorno seguente mi comunicava che erano in Spagna. Durante l'ultima videochiamata con la bambina ho appreso che erano ancora in Spagna, e questo era l'8 di gennaio, l'ultima volta in cui ho visto mia figlia. Da settimane non ci sono più contatti, nemmeno al telefono. La madre della piccola sembra svanita nel nulla e non risponde alle chiamate. L'ipotesi è che dopo la Svizzera, dove vive il fratello, sia fuggita in Spagna. Successivamente a quella videochiamata la mia ex compagna mi comunicava che sarebbero tornati in Svizzera. Però il mio timore è che sia stato solamente per
depistarci. Chiedo anche alla procura di accelerare con le indagini perché i giorni passano e la piccola potrebbe perdere anche l'anno di scuola. La procura di Treviso si sta occupando delle indagini, il passaporto della piccola è stato revocato ed è stato disposto l'affidamento esclusivo della bambina al papà, che si rivolge alla sua piccola con queste parole. Tesoro, tranquilla che tra poco tornerai dai tuoi amici, dalla tua famiglia, del tuo ambiente, alla tua scuola, dalle tue maestre, da tutte quelle persone che ti vogliono bene da morire, tesoro mio. Ti aspettiamo a braccia aperte, non vediamo l'ora di rivedere il tuo sorriso, tesoro. È una storia drammatica, l'intervista di Valentina Visentina. Adesso sentiamo Daniela Sizia sul delitto in Fiera. C'è stata una sentenza per l'imprenditore edile che era stato ucciso a colpi di coltello e spranga la notte del 22 ottobre del 2022. 4 le assoluzioni, ma 2 ergastoli e oltre 30 anni per l'omicidio di questo imprenditore. Un omicidio che si era consumato la notte del 22 ottobre 2022 al bar La Musa di Viale 4 Novembre nel quartiere di Fiera. Un violento scontro fra 2 bande terminato nel sangue. A terra è rimasto Ragip Kolgeci, 52 anni, colpito con una spranga e con un coltello. Per questo delitto sono sfilati davanti alla Corte d'Assisi 10 imputati. La sentenza nel tardo pomeriggio: 2 ergastoli, 4 condanne ed oltre 30 anni complessivi e 4 assoluzioni. In aula Afrin Mangiuca, il 52enne kosovaro che ha inferto a Kolgeci il colpo di coltello letale, ed il 34enne Valmir Gashi, nipote di Afrim, che ha colpito la vittima alla testa con una chiave di quelle usate per cambiare le gomme. Sono stati loro, secondo i giudici, gli autori materiali del delitto, entrambi condannati all'ergastolo con 1 anno di isolamento diurno. Inoltre dovranno risarcire i familiari più stretti della vittima, che sono 5 con 80.000 euro ciascuno. I fratelli dei 2 indagati principali, il 35enne Leonard Gashi e il 54enne Besin Mangiuca, dovranno scontare invece 15 anni a testa per aver impedito ai parenti della vittima di bloccare gli aggressori durante l'agguato mortale. Sentenza ingiusta, commentano i difensori degli imputati. Decisione profondamente ingiusta, profondamente sbagliata, contraria ai principi elementari del diritto, e confido, immagino, che la Corte d'Appello la rettificherà e ricostruirà l'esatto accadimento dei fatti. Sinceramente aspettarsi una sentenza di questo tipo no, assolutamente. C'era il rischio. Siamo forti, siamo abituati a queste possibili soluzioni, però non ce l'aspettavamo sicuramente. Cercheremo di ribaltare l'esito di questa sentenza. Treviso non è la prima volta che ci sorprende con questo tipo di decisioni. Ed ancora 2 anni per il solo possesso di un'arma nei confronti di Bardil Gashi, difeso dall'avvocato Paolo Bottoli, e 8 mesi per lesioni ad Artir Gergi, difeso dall'avvocato Giorgio Pietramala, contro i 24 anni chiesti dalla procura. La parte civile, rappresentata dall'avvocato Fabio Crea, dice: è una sentenza che noi abbiamo chiesto. Ha pesato molto su questa sentenza il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, che è quell'aggravante che appunto determina lo spostamento della pena edittale dell'omicidio fino all'ergastolo. Un agguato mortale scatenato dalla rivalità fra le 2 famiglie, entrambe attive in Italia nel mondo delle costruzioni. Una lite è partita per un prestito di 500 euro che poi è degenerata per gli antichi codici del Canun. Servizio di Daniela Sizia, vediamo la prima pagina del Gazzettino. Tiziano Marcato e Leda, il re degli imprenditori edili e la nipote, morti a poche ore l'uno dall'altra. Lei si era sposata con il suo Maurizio il 30 gennaio. La violenza dilagante a Venezia e a Mestre, l'ultimo fatto di sangue, l'accoltellamento in piazzale Roma. Andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui insieme all'assessore al commercio del Comune di Venezia Sebastiano Costalonga e alle mie spalle il chiosco che è stato chiuso su disposizione del questore Bonaccorso per 15 giorni. Questo per l'episodio avvenuto mercoledì sera in cui il titolare 44enne bengalese ha accoltellato un cliente 28enne torinese ma che frequenta molto la zona di Venezia perché era ubriaco, voleva bere a tutti i costi, lui non poteva somministrargli altre bevande alcoliche, a quel punto è andato in escandescenza, gli ha lanciato monete all'interno del chiosco e poi tutto è sfociato con questo accoltellamento al braccio. Fortunatamente il 28enne non è in pericolo di vita. Qui appunto insieme a noi l'assessore Costalonga che si occupa del commercio ma di riflesso collaborando anche con la collega Pesce anche della sicurezza, perché sono in molti i commercianti a chiedere sicurezza visto questa presenza di persone moleste sempre più consistente, in particolare in questa zona che, lo ricordiamo, dal 14 febbraio con l'inizio del Carnevale diventerà zona rossa. Sì, sicuramente noi dobbiamo stare attenti ai commercianti perché sono un presidio di sicurezza loro stessi con il loro lavoro che fanno. Noi sicuramente qui a Piazzale Roma eravamo già intervenuti quest'estate con la famosa azione sulla Movida, con l'ordinanza sindacale, dove avevamo imposto la chiusura alle ore 11. È una zona sicuramente difficile, infatti è zona rossa per il Carnevale, zona rossa insieme con la stazione perché è un punto di snodo dove appunto purtroppo delle situazioni ci sono di spaccio ed altro, però sotto controllo. Ultimamente noi come polizia, con la polizia municipale, abbiamo una pattuglia fissa che fino alle ore mezzanotte più o meno è presente, che gira un punto per sorvegliare la zona. Attualmente in questi giorni non avevamo mai sentito problemi e quindi questo molto probabilmente è un episodio che però appunto desta sicuramente un po' di stupore e fastidio soprattutto per chi opera e che appunto come il ragazzo cingalese ha sicuramente portato all'esasperazione questo personaggio che logicamente chiedono di continuare a bere, ma sono mezzi delinquenti, sono persone un po' così che facilmente scattano e quindi può capitare che ci sia una reazione, però la reazione di prendere un coltello e colpire sicuramente è assurda, è sbagliata e bisogna intervenire anche con leggi pesanti. Adesso questo è il caso di una persona incensurata, però purtroppo in giro mi sa che il messaggio è quello che le persone si sentono impunite e tranquillamente fanno dei gesti che non sono impensabili e quindi bisogna cercare di intervenire per, secondo la mia opinione, intervenire sulle pene che vengono inflitte alle persone che delinquono. Perché... Ecco, questa è la richiesta che viene fatta da troppo tempo da più fronti, quindi comunque prima di restituire la linea, assessore, i controlli ci sono, possiamo rassicurare in qualche modo chi gestisce questo tipo di attività? Ma assolutamente, i controlli ci sono, verranno appunto con il Carnevale anche aumentati perché io parlo come polizia municipale, ma poi dopo con il prefetto che appunto ha messo zona rossa ci sarà l'intervento anche da parte, immagino, della Polizia di Stato e Carabinieri. Quindi la zona è sotto controllo e appunto noi dobbiamo cercare di combattere contro quei buonisti che arrivano da messaggi anche dall'Europa che continuano a dire che noi dobbiamo depenalizzare le pene e che dobbiamo essere buoni. Non è questo il verso giusto, dobbiamo essere pronti a recuperare le persone che appunto delinquono per inserire in società, ma chi delinque deve capire che finisce in galera e deve rimanere a scontare la pena. Ecco, il messaggio è chiaro, ringrazio l'assessore Costalonga, da Venezia restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Ilaria Marchiori e a Simone Merlo per la parte tecnica. A proposito di zone rosse, è la seconda giornata della zona rossa di Padova che è stata la prima in assoluto a partire. Vediamo il bilancio dell'attività dei controlli di ieri. È scattata alle 7 la zona rossa attorno alla stazione di Padova. Per 60 giorni polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale si divideranno orari e strade tutto attorno, intensificando i controlli come previsto dall'ordinanza del prefetto. Se verranno sorpresi pregiudicati in atteggiamento aggressivo o molesto, verrà applicato il cosiddetto ODA, decreto di allontanamento,
e non potranno rientrare nell'area rossa per 48 ore e poi, se necessari, si prevedono altri provvedimenti. Abbiamo appunto predisposto un piano dove continuativamente la zona della stazione e praticamente anche le aree, le vie, no, le limitrofe delimitate, parliamo di una porzione di territorio dove risiedono, quella individuata, 35.000 cittadini, 35.000 persone. Faremo anche dei servizi notturni. Anche se non tutti i frequentatori della stazione sanno esattamente di cosa si tratti, la maggior parte di padovani, studenti e pendolari sono favorevoli. Anche i commercianti sostengono la zona rossa senza allarmismi, respingendo infatti il concetto di emergenza e parlano piuttosto di prevenzione, anche per proteggere la vocazione turistica della città. Pensiamo che qualsiasi misura di prevenzione che viene presa a tutela dei cittadini è accolta in maniera positiva. Di conseguenza condividiamo il pensiero del prefetto ad avere una stazione sicura, in quanto un biglietto da visita per una città che sta crescendo dal punto di vista soprattutto turistico. Questo non debba suonare come campanello d'allarme, ma bensì deve dare un'immagine che Padova è una città sicura. Padova è una città sicura. Andiamo a Vicenza, dove insomma il degrado ha raggiunto livelli davvero notevoli e si sta facendo di tutto anche lì per limitare il degrado e soprattutto lo spaccio nella zona di Campomarzo. Vediamo. Degrado, violenza, droga. Campomarzo è il quadrilatero della stazione di Vicenza, zone ad alta tensione. I cittadini chiedono il DASPO per i personaggi che infestano un quartiere che fino a 30 anni fa era un salotto con palazzi di pregio all'ingresso del centro storico. Oggi invece domina la paura. Ci vorrebbe un DASPO per certi personaggi, se no non è più tranquillo, chiedono soldi per tutto, se non li dai insomma sono pericolosi. A una certa ora ci ritiriamo e non ci muoviamo più. Gentaglia c'è e questa gente non ha niente da fare, niente, non lavora. Come fa a vivere? Questo mi domando. Sabato c'era uno disteso per terra davanti alle macchinette delle bibite, ha distrutto la macchinetta per prendere i soldi e le cose che ci sono dentro. È chiaro che lasciamo campo libero per fare tutto quello che vogliono, quindi è necessario affrontare la situazione così come si deve. Solo poche ore fa una ragazza è finita all'ospedale con un trauma cranico, spinta violentemente a terra da un vagabondo furioso per non aver ottenuto l'elemosina. Nella stessa notte, poco più in là, alcuni balordi hanno sfondato la vetrina del Bar Verdi di Piazzale Bologna. Un bollettino di guerra che richiede un deciso giro di vite. I cittadini chiedono di allontanare una volta per tutte i pregiudicati che infestano questa zona, ma per attuare i DASPO bisognerebbe innanzitutto attuare le cosiddette zone rosse. Le zone rosse sono delle zone in cui le forze di polizia possono verificare se una persona presente in quell'area ha o meno dei precedenti penali. In quel caso, in caso di presenza di persona pregiudicata, viene allontanata, viene effettuato un DASPO di allontanamento e se trovata nella stessa zona a distanza anche di poche ore o pochi giorni scatta una denuncia penale e soprattutto l'arresto e quindi l'allontanamento coattivo. Le zone rosse sperimentate nelle grandi città per l'ex sindaco Francesco Rucco, vista la loro efficacia, andrebbero adottate anche a Vicenza attraverso modifiche legislative, non solo per il derby veneto con il Padova, quando la zona dello Stadio Menti o la stazione ferroviaria diventeranno appunto zone rosse, ma durante tutto l'anno nel quadrilatero e in Campomarzo. È necessario che il sindaco di Vicenza chieda alla prefettura l'applicazione di queste zone che permettono l'allontanamento di chi ha dei precedenti penali da quelle aree. Qualora ci fossero delle difficoltà per applicare le zone rosse anche a Vicenza, chiederemo aiuto ai nostri parlamentari sul territorio, in particolare ai parlamentari vicini al governo, affinché si facciano parte attiva per rivedere i criteri e renderli più elastici per poter applicare le zone rosse anche a Vicenza. Tre titoli del Corriere delle Alpi, vediamo la prima pagina. Minacciata con la motosega, si sfoga dal giudice, ho sposato un mostro. Il marito è a processo a Belluno per maltrattamenti, lesioni e minacce aggravate al divieto di avvicinamento alla moglie. E poi rubava nelle case degli anziani, condannato una famiglia di giostrai. Il rapinatore solitario torna a colpire dopo 8 anni.
E i ladri sono tornati a colpire a Salgareda in un'abitazione, la proprietaria li ha visti scappare mentre rientrava a casa. Sentiamo Edi Kaliman. Quando ho realizzato la cosa sono scappata in strada e lui l'ho chiuso dentro la macchina. Se fosse stato con me, intanto, prima cosa, al di là di non saprei cosa sarei riuscita a tirar fuori io, e seconda cosa, il trauma che avevo provocato a mio figlio, non mi sarei mai giustificata la cosa. Passate da poco le 9 di sera al ritorno dalla palestra. Il figlio di 6 anni che faceva i capricci e per questo lasciato in macchina qualche minuto nel parcheggio di casa. Il tempo di aprire la porta, appoggiare le borse e andarlo a recuperare con calma. Una decisione che si è rivelata salvifica e che ha tutelato il piccolo dall'incontro diretto con i ladri. Il cane, in preda alla paura, in preda al panico, si è spaventato, ha fatto i suoi bisogni dappertutto. Quando sono entrata ho detto proprio Martino, cosa hai combinato? E loro mi hanno vista entrare e sono scappati da quella porta. Entrati dal campo incolto dietro casa, i malviventi hanno forzato la rete di ferro e sono sgattaiolati nel cortile per sfuggire ai sensori di movimento della lampada. Sono entrati da qua, hanno forato qua, tolto la cornice e dal vetro, poi qua c'era sulla chiave, con un filino di ferro hanno girato. Indisturbati hanno rovistato per la casa senza risparmiare nessuna stanza e accendendo tutte le luci. Cercavano oro e soldi e hanno trovato la musigna del bimbo e hanno svuotato quelle e hanno scelto solo le monetine più grandi. Hanno spostato addirittura le piastrelle, quelle di scorta del bagno, tutto. Hanno trovato la cassaforte io l'avevo lasciata aperta, e congelatore, tutto, anche le scatole di viti, tutto hanno buttato per terra. Erano con una tuta nera e un cappellino di nero in testa, non erano coperti il volto, erano 2 ragazzi giovani, sembianze dell'est comunque, perché è una pelle molto chiara, e non erano, io da quello che ho ricordo non erano armati, ma avevano, uno mi sembrava un piede di porco, l'altro un altro attrezzo. Nel momento che li ho visti ho urlato aiuto e sono arrivati i miei vicini a soccorrermi. Io sono scappata in mezzo alla strada perché appunto pensavo ci fosse una terza persona all'interno. In realtà poi loro sono scappati da questo campo qui, sono saltati dalla vicina per star più veloci, si sono diretti verso questo campo qui e c'era una macchina là dietro sul campo che li aspettava. Dalla sera del colpo Mara non è più riuscita a stare a casa sua. Con il compagno e il bambino stanno infatti dormendo dalla madre di lei finché la paura più grande non passerà. Il servizio di Edi Kaliman. Salgareda è stata colpita anche la scorsa estate con raffiche di furti nelle abitazioni e i residenti si sono attrezzati, hanno messo degli allarmi, hanno formato i cosiddetti vicinati di controllo e dicono noi facciamo il possibile. Sentiamo. Siamo attivati con un gruppo da quando ci sono stati e abbiamo fatto un bel gruppo e ci avvisiamo. Serrature scassinate, irruzioni in casa e oro rubato, ma soprattutto tanta paura. Dopo i raid dei furti che l'estate scorsa aveva tenuto Salgareda con il fiato sospeso per settimane, i cittadini delle vie più colpite, via Dante, via Verdi, via Soldati, via della Repubblica, sono corsi ai ripari. Facendo rete, sì, ci mandiamo i messaggi e così cerchiamo di salvaguardarci un po'. Alla notte ci sentiamo, noi abbiamo anche il cane che ci avvisa, e usciamo dal balcone a controllare se c'è qualcosa e ci sentiamo più sicuri. Non dare più nessun rumore per scontato, passaparola, installazione di allarmi e telecamere di videosorveglianza. Le testimonianze in via Verdi si susseguono. Hanno tentato di entrare perché io avevo buio, mio marito era sopra che si guardava la TV, dalla finestra sempre del bagno, ha sentito un colpo, al secondo, al terzo è sceso, scendendo al terzo, loro probabilmente accendendo le luci se ne sono andati, avevano tentato, se non eravamo a casa erano dentro. Abbiamo messo l'allarme. Non solo gruppi WhatsApp delle vie tra i conoscenti, ma anche quello di controllo di vicinato presente anche su Facebook. Funziona molto bene con più di 200 membri, facciamo rete, nel senso quando succede qualcosa noi segnaliamo. Abbiamo una videosorveglianza in tutto il paese, funziona, abbiamo tanti punti luci. Piccole precauzioni le prendo. Quello che mi dà fastidio è che se uno vede un ladro che entra dentro casa non puoi fare niente. Difatti ho intenzione di mettere un cartello qui. I miei parenti hanno le chiavi. Gli amici mi avvisano, il postino suona. Se ti trovo dentro casa, per me sei un ladro e difendo la mia proprietà.
Ci sono i ladri nelle abitazioni, ne parleremo ancora per altri colpi messi a segno, poi c'è l'emergenza abitativa e qui si parla di affitti altissimi, di mancanza di alloggi popolari, di mutui e affitti alle stelle. Andiamo in diretta da Francesco Rattay perché è in corso un convegno del Partito Democratico che illustra dei rimedi per l'emergenza abitativa. A te Francesco. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Si è appena conclusa la conferenza stampa, qua siamo nella sede del PD regionale, con me lo vedete il segretario regionale Andrea Martella. Si è conclusa, dicevamo, una conferenza stampa in cui si è parlato di emergenza abitativa e sono state proposte le soluzioni che il PD vuole mettere in atto appena arriverà al governo della regione con le prossime regionali, giusto segretario? Buongiorno direttore e buongiorno anche a tutti i telespettatori. Sì, mentre gli altri continuano a litigare, a raccogliere firme per il destino personale di questo o di quello, noi continuiamo ad occuparci dei problemi concreti dei cittadini del Veneto e dei bisogni essenziali. Uno di questi è relativo alla casa, che ha assunto nel Veneto i contorni di una vera e propria emergenza per il costo delle case, per il fatto che molte famiglie si trovano in difficoltà e non trovano casa, per la mancanza di investimenti nell'edilizia residenziale pubblica nel corso di tutti questi anni. Quindi oggi abbiamo proposto un piano in 5 punti, innanzitutto la costituzione di un'agenzia per la casa in grado di coordinare gli interventi, un finanziamento apposito di 50 milioni all'anno per garantire le risorse per recuperare il patrimonio edilizio, per costruire nuovi alloggi, ancora un'attenzione particolare per la casa in favore degli studenti e dei lavoratori, una serie di misure a tutela di quelli che sono più deboli rispetto agli sfratti o rispetto alla morosità incolpevole, poi anche qualche misura che proponiamo di natura fiscale per fare in modo che i lavoratori possano venire nella nostra regione e magari avere delle agevolazioni fiscali per poter fare fronte a quelle che sono le spese dell'abitazione. È una vera e propria emergenza, purtroppo il centrodestra nel corso di questi anni tanto a livello nazionale che a livello regionale non ha fatto nulla e noi pensiamo invece che ci voglia un intervento pubblico serio e consistente per affrontare questo tema che riguarda davvero moltissimi cittadini del Veneto. Ecco, pensate sono 49.000 gli edifici, gli alloggi pubblici nella regione Veneto, voi come PD dite ne servirebbero almeno altri 20.000. Sì, ci sono anche 580.000 appartamenti sfitti che hanno bisogno di manutenzioni che non sono state fatte, ci sono 5.000 persone senza dimora e c'è un numero di appartamenti per l'edilizia residenziale popolare che non sono sufficienti. Noi abbiamo fatto una stima e per questo abbiamo previsto quelle risorse, che ce ne vorrebbero almeno altri 20.000. Questo è il frutto di uno studio che abbiamo fatto. E alla domanda ma come si fa? Bisogna che la Regione assuma questa come una priorità, che ci siano finanziamenti di carattere europeo da utilizzare, che si possono utilizzare con i fondi Urban e Horizon, e che ci possa essere anche un intervento in collaborazione con il privato per fare sì che questo della casa diventi un diritto, non sia un lusso, e possa essere anche un pilastro della nostra coesione sociale e della nostra crescita produttiva. Ecco direttore, da Padova è tutto, non so se ci sono domande da studio. No, grazie al senatore Martella che ha perfettamente ragione, perché l'emergenza abitativa è un grosso problema, tanto è vero che come in questo caso ci sono persone che sono costrette dopo uno sfratto a dormire in macchina. Andiamo a sentire questa storia da Cristian Arboe.
Anche da parte di Nicoletta Rizzetto, che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo a San Biagio di Callalta, all'altezza, per intenderci, della vecchia Pieve. Questa è la Ford Fiesta Rossa, scusate, è la Ford Fiesta Rossa, dove il signor Danilo sta trascorrendo le sue notti. Danilo con i suoi 5 cani che ho disturbato, quindi chiedo venia. Danilo, mi perdonerai, ho disturbato i suoi cani. Allora Danilo, veniamo a noi. È da 5 notti che lei dorme in macchina. È un disagio perché non riesco a trovare un appartamento in affitto, una piccola stanza, cioè anche se 5x5, che ci sia un letto, un bagno, luce e gas, va benissimo, ci stiamo stretti. Se sto in macchina con 5 cani, in 5x5 ci sto anche con mio fratello. Ecco, mi mostra un po' questa sua auto diventata un monolocale. Ci avviciniamo un attimo, Nicoletta. Sono stati buonissimi fino adesso. Allora mi stendo qua, loro dormono dietro, io mi stendo qua. Non serve neanche la coperta, perché di tanto in tanto accendo la macchina, non è mai fredda, la copro col telo per non... Sono stati giorni difficili, immagino, questi. Sono difficili, sì, però piuttosto che lontani... Difficili, sì. Ecco, ripercorriamo un po' la vicenda, che così facciamo chiarezza. Lei viveva con suo fratello e i cani in un appartamento, poi è finito questo contratto di locazione. Dopo 12 anni. Dopo 12 anni. Sì. La signora che è subentrata perché ha comprato l'immobile e ci ha permesso di stare 2 o 3 mesi in garage, dormivamo in garage. Poi è successo quel fatto del signore che è morto nel garage a Treviso e la signora non si è più fidata a lasciarci vivere là, e allora teneva i cani, lasciava fin quando ristrutturavano l'appartamento, la casa, ci facevano tenere i cani là e noi siamo stati anche bene. Alla sera tornavo perché Luca ha preso in affitto un posto dove però è caro, troppo. Perché adesso diciamo che voi per 12 anni avete vissuto in questo appartamento dove? A San Biagio di Callalta. A San Biagio, quindi voi per 12 anni avete vissuto in questo appartamento, poi c'è stato un periodo di qualche mese dove vi siete arrangiati e siete rimasti in questo garage. Dopo i fatti noti di Treviso, ecco, siete stati in qualche modo allontanati e avete trovato una sistemazione di un bed and breakfast in un residence di Breda, che costa però. Costa troppo, cioè, finché finiscono i soldi ce lo possiamo permettere, però non così tanto. 2 affitti potrei pagare con quello che si paga al mese. Ecco, perché questo è il tema, direttore, non è una storia di indigenza. Il signor Luca lavora, lei, signor Danilo, ha una pensione di invalidità civile. Insomma, la liquidità c'è. Il problema è che non trovate da affittare, fate proprio fatica, anche perché nessuno accoglie questi 5 cani. Ma sono sempre 5, forse 1 o 2, sono un po' esagerati 5, però sto bene con loro, fanno stare bene. Ecco, perché l'aiutano. Sì, mi aiutano col il morale. Sono un paziente oncologico, per dire, e hanno migliorato la mia vita. Hanno migliorato la mia vita, l'esistenza negli ultimi 10 anni i cani qua. Quindi l'hanno aiutata nel suo percorso oncologico? Sì, mettono serenità e i dottori pensano a cosa fare al mio corpo e loro pensano alla mia... prima mi diceva la mia terapia è accarezzarli. Sì, è terapia, sì, qualunque cosa, cioè se stai male, ti hai una giornata storta, entri a casa e vedi il cane che ti scodinzola, ti passa un po', dai. E lei per loro ha dormito in macchina, insomma, in condizioni. Allora, sono loro che per me dormono in macchina perché si sono abituati, non credevo, invece sono bravi. Allora, direttore, si adeguano. Questa mattina il signor Danilo ha incontrato gli uffici e i servizi sociali del comune di San Biagio di Callalta. Il comune si sta mobilitando, forse ha trovato una soluzione per alcune notti. I cani, 5 cani del signor Danilo saranno ospitati presso il canile di Roncade, poi durante il giorno
il signor Danilo potrà andarli a trovare, può portarli fuori e quindi insomma si è trovato un primo compromesso. Qui c'è Dora che è una giovane residente qui di San Biagio di Callalta che si sta mobilitando, perché voi vi state mobilitando come residenti per trovare una soluzione. Sì, esatto, io ho conosciuto Danilo tramite vari volontari che mi hanno segnalato questa situazione e siccome siamo qui della zona stiamo provando a cercare la situazione. Capisco benissimo anche io, avendo un cane gatto, che ho cercato un anno appartamento quando l'ho cercato, quindi è difficile, proviamo a fare. Quindi state facendo rete, grazie Dora per questa sua testimonianza. Allora Danilo, venga qui con me che lanciamo un appello tramite i microfoni di Rete Veneta. Lei che cosa si sente di dire ai nostri telespettatori? Io vorrei che qualcuno ci aiutasse, cerchiamo in affitto un appartamento dove stare con i cani e vicino al posto dove lavora Luca, vicino, non serve tanto vicino a Vasil. Luca lavora a Vasil da sempre, praticamente 30 anni, non so. Perché ci sia un po' di giardino? Un po' di giardino sì, ma quello, cioè se c'è il tetto e magari che non escano in strada e camminare, l'area cani si trova dappertutto, si può anche andare, però sì, che possa stare con i miei cani, insomma. È un sogno semplice, ma insomma l'aiuterebbe. Semplice, però è un po' complicato perché tante case sono arredate, non vogliono che gli rovini i pavimenti o sai, i cani grattano, mordono. Loro no, però succede, insomma. Quindi cerchiamo una tana. Cercate una tana, allora cerchiamola insieme questa tana per il signor Danilo, i suoi 5 cani che si chiamano? Billy, Blackie, Brick, Mattone, quello che quasi ti sbrana è Viola, poi c'è Lasky, Eva, lei è Viola. E poi c'è Eva, Lasky. State cercando anche la gatta che non si trova. La gatta, sì, è vero, durante il trasloco si è volatilizzata e adesso non la troviamo, sono 4 giorni. Dora ci aiuterà forse con la gabbia trappola, come si chiama? Sì, una cosa del genere, e speriamo di trovarla. Ma i gatti sono opportunisti, sarà già ruffianandosi qualcuno per il mangiare. Danilo, grazie davvero, grazie per aver condiviso la sua testimonianza e forza Danilo. Direttore, con Nicoletta Rizzetto da San Biagio di Callalta, per il momento è tutto, a voi la linea. Cristian, una storia toccante, se mi senti volevo sentirti e chiederti ancora qualcosa. Volevo sapere intanto di che cosa si è occupato, che attività ha svolto il signor Danilo e se non ha qualche parente che lo possa momentaneamente ospitare. E Danilo, mi chiede il direttore Bacciali, lei ha qualche altro parente oltre a suo fratello? Qualcuno io ho mio fratello, ma più di tanto non possono fare, poi e anche una sorella, sì. Mia sorella ha 2 figli, lavora e non può ospitarmi, e mio fratello no, vive a Caerano. Quindi lei no, scusa, Marcon. A Marcon. Lei sta semplicemente cercando quindi un affitto, un affitto, non ci manca il pagare l'affitto. Certo, dove Luca ha trovato 900 e passa euro al mese sono... Voi adesso state pagando 900 euro passa al mese? Sì, di affitto sì. Più luce e gas. Lei, posso chiederle di che cosa si è occupato lei nella vita? Io non so, ho iniziato a fare il fabbro a febbraio, poi ho fatto l'autista, ho venduto fiori, ho fatto il carpentiere, il muratore, l'elettricista, ho fatto tanto, però ultimamente sono, come si dice, non posso, sì, a metà. Magari lavoro, potrei lavorare. Mi ero messo a fare
perché andavo in giro per i campi con i cani, mi ero messo a fare intagli col legno, trovavo i rami tagliati, caduti, li portavo a casa, facevo intagli col legno, che non avevo mai lavorato il legno, però il legno, non so, è vivo. Lei si è sempre arrangiato. I cani, sì. Terapeutico anche te, toccare legno. Sì. E poi appunto si è ammalato, ha avuto i suoi problemi. Sì, la malattia è da un bel pezzo che ce l'ho dal 99, il linfoma, e mi curano bene perché non si vede da fuori che ce l'ho, però c'è dentro e prima o poi il tempo è dalla sua, non dalla mia. Ha lasciato tanto tempo a me, mi ha rincurato, però è il suo tempo. E i cani sono la sua terapia, lo ribadiamo. Sì, veramente. Se stai male, hai una giornata storta, qualcosa, lo vedi scodinzolare o ti appoggia il naso alle ginocchia, si struscia un po'. Non passa tutto perché non fa passare la malattia, però cambi l'umore e ti fa star bene. Grazie Danilo. E anche i gatti. Sì. Grazie Danilo. Direttore. Grazie molte Cristian, grazie a te, a Nicoletta Rizzetto. Dite al signor Danilo, si vuole venire anche a Focus una sera, noi siamo dog friendly, per cui i 5 cani possono girare liberamente in studio, anche stare qui sullo sgabello, ci farà molto, molto piacere, così magari lanciamo anche un appello per qualche lavoro occasionale, insomma, no? Perché così qualche lavoro che possa fare il signor Danilo lo possiamo sicuramente trovare. Grazie Cristian, a presto. Grazie. Allora passiamo invece a chi non ha nessuna intenzione di lavorare, ma si dedica a rubare negli appartamenti degli altri. Ieri mattina 2 ragazzi hanno tentato di svaligiare diverse case in un condominio, in diversi appartamenti in un condominio, dopo aver forzato a spallate il portoncino del palazzo. Del palazzo è successo nel centro di Treviso. Le 2 sono state fermate dalla polizia, arrestata la maggiore 24 anni, denunciata la minore che di anni ne ha appena 15. Con alcune spallate hanno forzato il portoncino d'ingresso di un condominio di Viccolo Biscaro a Treviso e poi, utilizzando 2 grossi cacciaviti, hanno cercato di scassinare le porte di diversi appartamenti. È metà mattina quando alcuni condomini notano 2 ragazze aggirarsi con atteggiamento sospetto sulle scale del palazzo. Subito è stato chiamato il 113. I poliziotti, giunti poco dopo sul posto, hanno trovato le 2 giovani ancora nell'androne condominiale mentre cercavano di allontanarsi in tutta fretta. Le 2 donne sono state bloccate, una a 24 anni e diversi precedenti specifici, l'altra di anni ne ha appena 15. Addosso avevano i cacciaviti usati per provare ad entrare negli appartamenti, diversi dei quali presentavano infatti segni di effrazione sulla porta. I danni maggiori all'abitazione di un'anziana. Quando sono rientrata non sono riuscita a aprire la porta, cioè delle 2 serrature, una funzionava e la seconda, quella più in basso, no, proprio la chiave non entrava, no. Al momento non ho immaginato che fossero stati i ladri. Sono andata al negozio qua della bottega della chiave e gentilmente sono venuti su e hanno capito, insomma, che era stata forzata. Fortunatamente le ladre non sono riuscite ad entrare negli appartamenti. La segnalazione dei condomini ed il pronto intervento della polizia ha evitato il peggio. La 24enne è stata arrestata per tentato furto, arresto convalidato dall'autorità giudiziaria con applicazione del divieto di dimora in Veneto. Sempre per tentato furto è stata denunciata la complice 15enne. E a Padova è stata sgominata una banda di predoni dell'Est che avevano rubato non soltanto a Padova ma anche a Treviso, in provincia di Treviso e in provincia di Vicenza. La squadra mobile di Padova ha sgominato una banda di 4 albanesi specializzata in furti in abitazioni, fermata con un blitz a Mogliano Veneto nel Trevigiano.
4 le persone denunciate, di cui 2 arrestate. Le indagini sono partite da 2 furti a Padova il 9 e 20 gennaio, bottino, numerosi monili d'oro e altri preziosi. A mettere gli investigatori sulle tracce della banda una pettorina arancione di quelle usate nei cantieri edili e indossata da uno dei ladri in entrambi gli episodi. Successivamente è stata individuata anche l'auto usata in uno dei colpi, le cui tracce hanno portato a scoprire il covo dei malviventi in una casa affittata da alcuni mesi a Mogliano Veneto. Scattati gli appostamenti e i pedinamenti, gli uomini della questura hanno identificato tutti i componenti della banda, fermati con un blitz all'alba. È stata recuperata refurtiva proprio dei furti commessi in abitazione qui a Padova e della particolare efficacia ed efficienza delinquenziale di questa cellula, addirittura una smerigliatrice che viene utilizzata per forzare le cassaforti, arnesi atti allo scasso, quindi a riprova di un gruppo professionale. Uno dei malviventi, 45enne, ha esibito un documento falso che fino a quel momento gli era servito per sfuggire agli arresti domiciliari cui era sottoposto da agosto 2024, tagliando anche il braccialetto elettronico adottato dal Tribunale di Treviso per altri furti nella Marca, ed è finito così in carcere. Un complice, 43enne, che al momento del blitz indossava il gilet arancione, aveva già numerosi precedenti per furti in abitazione in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Un terzo albanese di 35 anni, anch'egli già noto per furti in case, era l'intestatario dell'appartamento ed era in possesso delle chiavi di un'auto a noleggio parcheggiata davanti all'abitazione, nella quale sono stati trovati gioielli in oro, alcuni orologi rubati, oltre a uno smerigliatore elettrico, guanti e altri attrezzi. L'ultimo della banda, un 35enne, è stato arrestato per un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Venezia per droga. La squadra mobile sta ora rivisitando investigativamente tutti i furti che sono avvenuti in quel periodo per vedere una eventuale riconducibilità a questa banda. Il dato che emerge, si tratta anche a dicembre sequestrammo parecchi monili in oro, denaro contante, circa 50 furti accertati e poi prevalentemente questa refurtiva prende la via dell'est Europa per quanto concerne poi i canali di ricettazione e di riciclaggio. E i ladri scatenati in ogni provincia. Andiamo a Pianezze da Vanessa Banzatto con Renzo Rigon, perché nemmeno i sindaci si sottraggono a questi furti. A te, Vanessa. Sì, buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Hai detto bene, nemmeno i sindaci si sottraggono da questi furti. Tra l'altro proprio il comune di Pianezze, dove ci troviamo, è stato letteralmente tartassato da episodi di furti in abitazione da ottobre, come poi ci ricorderà anche il sindaco che è qui con me, Luca Vendramin, che è stato tra l'altro colpito proprio da un furto, dall'ennesimo furto dei ladri, colpo dei ladri, il terzo nel giro di una decina d'anni, solo che in questa ultima occasione soprattutto la sua famiglia era a casa. Sindaco, ci vuole raccontare cosa è successo? Sì, buongiorno direttore, telespettatori, buongiorno a tutti. Stavamo mangiando alle 7, cenando con la famiglia e non mi sono accorto di nulla. Sono entrati da una finestra del primo piano usando una mia scala che uso per le ciliegie di solito e hanno forato una finestra per entrare poi nella mia camera. Probabilmente disturbati sono usciti lasciando le finestre poi aperte e saccheggiando tutto quello che sono riusciti a trovare. Insomma, quel poco, dopo la terza volta non c'è tanto da rubare. Ma non siete accorti di nulla voi? No, neanche il trapano ho sentito e stavamo cenando. Io non ho la TV in cucina per fortuna, ma non abbiamo sentito nessun rumore. Tra l'altro questo si diceva è il terzo colpo che la vede vittima di questi malviventi. Il comune di Pianezze non ce la fa più. Beh, i cittadini sono chiaramente preoccupati, no? Perché è da ottobre, dal cambio dell'ora, che fino a Natale è stato veramente un'odissea. Mo si pensava fossero finiti i furti, mentre perseguitano. La cosa strana che preoccupa forse è che non hanno paura di incontrare le persone, non vanno nelle case chiuse o gente in ferie, vanno e vengono, quindi finché noi siamo lì e sanno che siamo lì, perché siamo lì. C'è gente che non ha scrupoli, si teme anche per la propria incolumità a questo punto. Beh, quello forse no, perché tentano a scappare quando sono in pericolo, non affrontano, così ci dicono anche i carabinieri, che ringrazio. Anche ieri sera erano qui sul territorio 2 macchine e li ho salutati più volte durante il corso della serata delle mie gite notturne per il paese.
ce n'erano 3 che gli sono scappati attraverso i campi nelle boscaglie e anche ieri sera ne avevano intercettati 3 malviventi. Ecco, ne approfitto, mi collego a una cosa che lei ha appena detto, le sue gite notturne, perché lei fa i controlli alla sera molto spesso. Credo che le chiacchiere stanno a zero. Io credo sia importante dare esempio concreto ai cittadini di come in qualche modo bisogna tutelarci, quindi, e la tutela passiva, quindi allarmi, antifurti, telecamere nelle case, ma soprattutto tenere gli occhi aperti, aiutare chi ci sta aiutando in questo caso, quindi senza intervenire ma tenendo gli occhi aperti, osservando il territorio, persone strane che girano, telefonare alle forze dell'ordine che sono presenti. E tra l'altro ci sono molti comuni che si stanno organizzando per creare una sorta di controlli di vicinato. C'è chi li chiama ronde, anche se non si possono chiamare ronde, però giusto per capirci, ecco, di volontari che in qualche maniera diano ancora una maggiore sicurezza ai paesi. Sì, bisogna aiutarci a vicenda. Io ricordo 80 anni fa, il 25 aprile, l'Italia era devastata, ma la forza di volontà e lo spirito di servizio ha sollevato il nostro paese. Allo stesso modo ora dobbiamo aiutarci tra vicini, tenendo controllato il territorio così nelle nostre abitudini, quindi cambiare il modo di guardare le persone, di guardare e stare con gli occhi aperti e soprattutto avere quella solidarietà che il Covid ci aveva fatto venire e che sembra che sia già dimenticata. Insomma, è un forte appello che il sindaco Luca Vendramin fa a tutta la cittadinanza, che è letteralmente messa in ginocchio a causa di questi continui colpi. Succede, abbiamo sentito prima Padova, succede qua nella provincia di Vicenza, siamo nello specifico a Pianezze, ma un po' in tutti i comuni del circondario, una situazione che sta esasperando la popolazione. Allora chissà davvero che, anche seguendo questo appello che ci lancia il sindaco Vendramin, qualcosa possa cambiare, qualcosa possa migliorare. Da Pianezze, direttore, tutto, ti ricedo la linea. Grazie molte al sindaco Vendramin, a Vanessa Banzato e a Renzo Rigon, per farvi capire che è un problema che non riguarda solo il Veneto. Vediamo anche in Friuli Venezia Giulia, Trieste, ondata di furti in abitazioni, anche nei ristoranti. Qui siamo di fronte a un oste che è riuscito a tracciare anche l'identikit del ladro. Sentiamo. Impaurito sono andato in cucina, ho preso un coltello, sono uscito urlando e lui è scappato. Una persona di statura alta, bianco di carnagione, capelli scuri, che non dava il segnale di essere una persona squilibrata o alterata in qualche maniera. A mente fredda è Eugenio De Ganuto che, come si vede dai frame delle telecamere di sorveglianza, si è trovato faccia a faccia col malvivente, ricostruisce quei momenti con una tranquillità che a stento maschera la tensione. Stavo chiudendo il locale, a luci spente sono chiuso la cassa, sono andato in bagno e tornando sentivo rumori alla porta, una persona stava cercando di sfondare la vetrina per entrare. Ho chiamato i carabinieri nascondendomi al buio. Ha avuto paura De Ganuto non tanto per l'incasso, il fondo cassa ammontava a circa 120 euro, quanto di essere lui stesso la possibile vittima di quanto stava accadendo. Il fatto che a mezzanotte e mezza qualcuno voglia fare una cosa del genere risulta un po' strano, no? Paura che tutto sommato non fosse un ladro ma volesse qualcosa da me. Ho chiamato i carabinieri dopo 4-5 minuti sono arrivati, ma nel mentre lui è riuscito a sfondare la vetrina. Dell'intera vicenda, che si inserisce in un clima preoccupante, fa specie il luogo, in pieno centro, dietro Piazza Unità, a pochi metri dal comune e dalla questura, all'interno di un sistema di videosorveglianza imponente. Io automaticamente non ho pensato che il ladro volesse il fondo cassa. Per quale motivo? Siamo attorniati dalle telecamere, io ho le telecamere all'interno del locale e devi veramente fare un danno del genere, è un rumore veramente grande per 120 euro di fondo cassa? Se siamo arrivati qui, insomma, ci dobbiamo fermare un attimo e fare un paio di considerazioni, no? Servizio di Umberto Bosazzi della nostra redazione di Trieste e torniamo in Veneto per accuse di resistenza, danneggiamenti e guida senza patente ad un cittadino del Burkina Faso fermato dalle fiamme gialle nel Bassanese.
Lo avevano notato mentre procedeva con andatura irregolare alla guida di un ciclomotore sulle strade di Marostica, creando pericolo per la circolazione stradale. Un cittadino del Burkina Faso è stato fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza di Bassano per controlli. L'uomo, senza documenti di riconoscimento e senza patente, si è mostrato subito poco collaborativo e scontroso. Portato nella caserma delle Fiamme Gialle a Bassano, ha dato in escandescenze, danneggiando con un pugno un tavolo di vetro. Per riportarlo alla calma, i militari hanno dovuto usare dello spray al peperoncino. Nella colluttazione uno dei finanzieri ha riportato diverse contusioni con prognosi di 5 giorni salvo complicazioni. A seguito di alcuni controlli l'uomo è risultato avere a proprio carico diversi precedenti proprio per resistenza pubblica ufficiale e guida senza patente, che in effetti non aveva mai conseguito. Nei suoi confronti è così scattata la denuncia anche per danneggiamento e il ciclomotore è stato messo sotto sequestro amministrativo. Adesso un servizio di Ferdinando Garavello della nostra redazione di Bassano del Grappa sui cinghiali. Vediamo di cosa si tratta. Siamo a Bastia di Rovolon, siamo all'ombra dei Colli Euganei, dove da tanti anni c'è un problema, il problema dei cinghiali. Oggi qui si fa un passo avanti verso la soluzione di questo problema. C'è l'inaugurazione di un centro di stoccaggio legato alla selezione dei cinghiali, ma ci spiega tutto il presidente del Parco regionale dei Colli Euganei, Alessandro Frizzarin. Sì, oggi andiamo ad inaugurare questa importante struttura per la lotta al contenimento dei cinghiali. È il nuovo centro di stoccaggio, di lavorazione dei cinghiali che vengono catturati, che si va ad aggiungere a quello già presente a Galzignano. Una struttura che sarà a servizio del personale faunistico del parco, dei selecontrollori che potranno, dopo che sono state effettuate le catture, compiere le lavorazioni e gli esami biometrici e gli esami che rilevano, diciamo, eventuali malattie o virus ai cinghiali, e che poi appunto permetterà lo stoccaggio in attesa che i capi che sono stati catturati poi vengano portati al macello. Una struttura molto importante che è stata realizzata grazie al contributo fondamentale di Regione Veneto e che vede proprio l'unione e la sinergia delle forze nel contenimento, insomma, di questa problematica dei cinghiali, e che vede impegnate, oltre alla squadra faunistica, i selecontrollori che effettuano appunto le catture tramite gli abbattimenti e da postazione fissa e tramite le gabbie, insomma. Presidente, stiamo facendo passi in avanti nella lotta a questa specie così invasiva per i Colli Euganei? Sì, invasiva sia per quanto riguarda la biodiversità, ma soprattutto anche per quanto riguarda le colture agroalimentari, ma anche dannosa per l'uomo perché provoca molti incidenti, provoca degli incidenti anche pericolosi per l'incolumità pubblica e anche in fase di prevenzione per la PSA. Il cinghiale è presente nei Colli Euganei dal 1997, sono stati fatti dei passi da gigante e nel 2023 la riduzione è stata circa del 12%, nel 2024 del 13%, quindi andiamo nella direzione di un considerevole decremento della popolazione dei cinghiali. L'imperativo però è quello di non abbassare la guardia, di continuare su questa via. Naturalmente nel seguito della nostra informazione avremo altri dettagli, altri approfondimenti su questo passo piuttosto importante per la lotta ai cinghiali. Per ora da Bastia di Rovolon è tutto, ringraziamo il presidente del Parco Colli, Alessandro Frizzarin. Grazie molte a Ferdinando Garavello, responsabile della redazione di Bassano del Grappa. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi. Di nuovo in diretta con i nostri registi Tony Esposito e Italo Morao. Ieri sera abbiamo parlato a Focus di politica, lo scontro sulla liberazione del torturatore libico e molti altri temi. A un certo punto si è parlato anche di vaccini e di Novax. C'è stato un confronto tra il presidente Palasgo e la esponente di Italia Viva Maria Antonietta Auditore. Sentiamo. Questo che ha fatto sta denuncia? Allora, non conosco personalmente chi ha fatto. Ok. Non conosco. Se vuole continuo. Allora, siccome non lo conosce, mi vuole dire in virtù di quale arcano
di quale arcana alchimia lei si arroga il diritto di definirlo balordo? Perché vede, io non l'ho interrotta. No, se vuole le rispondo. Perché vede, gentile signora, si dà il caso che in questo momento sta parlando non un Novax, ma io non ho fatto nessun vaccino, neanche una delle dosi. Lei l'avrà sicuramente fatto, ne starà traendo beneficio, noi tutti vediamo che lei ne sta traendo beneficio, però questo etichettare balordo come una persona che si muove secondo i canoni della regolarità, secondo i crismi della legge, per far valere le proprie ragioni, che evidentemente sono diverse dalle sue, ma parimenti meritevoli e degne di rispetto. Lei dovrebbe avere più rispetto per questo che lei definisce balordo autonomamente, arbitrariamente, e dovrebbe avere molto più rispetto anche di quelli che hanno deciso di non vaccinarsi, e io sono uno di questi. Punto. Per quanto riguarda il merdaio era vaccinato al Massirio? Non lo so, ma affari sui. Se poi posso rispondere. Certo, dopo replicherà, non stia tranquillo, replica. Per quanto riguarda il caso specifico, ricordo ci ha tirato fuori dalla pandemia. Sentiamo. Sono in carrozzina. Io non l'ho interrotta. Le ricordo io non l'ho interrotta. No, lei mi deve fare finire, perché questa non è un'idea. Facciamo finire. Chiaro? Noi abbiamo avuto una pandemia con tanti di quei morti, e i morti nelle terapie intensive erano nella seconda fase quelli non vaccinati. Ci ha trascinati fuori da quel pandemonio la vaccinazione, e questo lo dicono le istituzioni sanitarie. Non è vero che la mia opinione è uguale alla sua, né la mia opinione né la sua sono importanti, ma sono importanti quelle della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie, per cui bisogna avere fiducia. Se lei poi non si vaccina, io non so lei quanti anni abbia, ma a spanne. Lei quanti ne ha? Così? Io ne ho 54. Beh, è una ragazzina, complimenti. Grazie. Ma no, sinceri. Credo che per età, io non dico che lei è balordo, ma se non si vaccina è un incosciente. Se lei non fosse sentimentalmente legata, la inviterei in discoteca. Le sto dicendo che lei è un incosciente, non un balordo. Non un balordo, questo è stato, diciamo, il confronto tra il presidente Pelasgo e Maria Antonietta, auditore di Italia Viva. E a proposito di politica, alle elezioni regionali c'è ufficiale la corsa di Riccardo Szumski, l'ex sindaco di Santa Lucia di Piave, che mette sul tavolo la difesa della sanità pubblica e dell'identità venete, e si candida presidente. Ho deciso di candidarmi perché in questi anni, sia da sindaco in particolare vissuti da medico legati alla pandemia, mi hanno fatto capire che il sistema politico che abbiamo non presenta una reale opportunità per i cittadini. Per tutti i veneti che non si sentono rappresentati, per gli insoddisfatti e gli indignati, fa capolino una lista in corsa per le regionali in Veneto ed esprime il primo ufficiale candidato presidente. Lista nata nel quartiere generale di Santa Lucia di Piave attorno alla figura di Riccardo Szumski, ex primo cittadino radiato per le sue posizioni sul Covid dall'Ordine dei Medici. Aveva annunciato la sua intenzione di correre già lo scorso novembre. Un'alternativa al sistema dei partiti, questo lo diciamo fuori dai denti. Attorno a lui diversi nomi della galassia Novax, a partire da quel Stefano Puzzer, leader del movimento No Green Pass, fino a Sara Cunial, presidente di Vita. Ma il dialogo è aperto, la formazione della lista è in corso. L'unica condizione per ora essere veneti. Noi siamo dell'idea che questo è un contenitore in cui ci possono stare tutti, perché dobbiamo dare questo segnale che chi la pensa diversamente, invece di frazionarsi e far baruffa, si mette insieme per dare una proposta. Tanto per la Regione Veneto ci vogliono pochi punti programmatici e seri su cui stiamo lavorando. Libertà e tutela dei diritti naturali delle persone, il primo punto, la sanità pubblica, dove serve investire, il secondo. Che a me, lo dico, interessa sì che ci sia l'intervento innovativo, che se ne fa uno su 4 milioni.
però io voglio che i 100.000, i 200.000 mal di pancia che vanno al pronto soccorso abbiano un trattamento adeguato, che la gente sia assistita. Alternativi a tutti ma non contro nessuno, così definisce Resistere Chomsky, che di fatto apre a possibili alleanze, chiudendo però l'ipotesi terzo mandato che gli affiancherebbe già un primo competitor. Io credo che ci siano delle regole e vadano rispettate, non le possiamo cambiare per una persona, cioè se no, allora quando ero sindaco volevo fare il terzo, il quarto e il quinto mandato, ho sempre rispettato le leggi, piacessero o no. Servizio di Anna De Roberto, intanto arrivano notizie confortanti sulla sorte di Alberto Trentini, il comperante veneziano che è stato arrestato in Venezuela e di cui non si sa più nulla dal 15 novembre scorso. Arrivano notizie confortanti sulle condizioni di salute di Alberto Trentini, il cooperante 45enne del Lido di Venezia, arrestato in Venezuela lo scorso 15 novembre mentre stava partecipando a una missione umanitaria. Lo riferisce l'ANSA specificando di averlo appreso da fonti qualificate con prova certa. Nelle ultime ore è arrivato per la liberazione di Alberto Trentini anche un appello da parte dei genitori di Giulio Regeni, ospiti della trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio sulla 9. Il governo si muova, hanno detto i genitori di Giulio Regeni. Alberto torni a casa al più presto, sano e salvo dalla sua famiglia, e venga riconosciuto il suo ruolo come uomo di pace. Sabato alle 19:30 ci sarà una fiaccolata davanti alla chiesa di Sant'Antonio al Lido di Venezia per chiedere la liberazione di Alberto. Saranno presenti anche gli attivisti della ONG Mediterranean Save Humans. Insieme a tanti altri associazioni, ma anche semplici cittadini, chiediamo che Alberto venga al più presto liberato e possa far ritorno tra la sua famiglia in Italia. Caccia parla di solidarietà sotto attacco. Come chi opera a difesa dei diritti umani e a sostegno degli ultimi, delle persone più fragili, noi chiediamo che il governo italiano faccia il possibile e l'impossibile per riportare al più presto a casa questo nostro concittadino. Beppe Caccia, adesso andiamo a Bassano del Grappa con Monica Smiderle per la scuola Pascoli che almeno per il momento non riaprirà. La relazione ci dice che la struttura del Pascoli ad oggi non è agibile e anche facendo i lavori domani mattina non potrebbe tornare ad essere operativa prima di fine anno. Quindi per il momento abbiamo individuato una soluzione alternativa che è mettere i ragazzi all'interno dell'attuale tribunale. Questo non perché abbiamo abbandonato la battaglia per il tribunale, ma perché ad oggi è l'unico stabile di proprietà nostra agibile con gli impianti a norma dove poter mettere dentro questi 150 ragazzi e permettergli una continuità a livello formativo. Le notizie dunque sono due. La prima è che la perizia dei tecnici sui soffitti della scuola Pascoli fotografa una situazione preoccupante e dunque i bambini non rientreranno nella loro scuola. La seconda è che l'anno scolastico per loro proseguirà all'interno dei locali del nuovo tribunale. Questa è una soluzione tampone fino a giugno. Nel frattempo avviamo il tavolo di concertazione per quel che riguarda l'edilizia scolastica a livello cittadino e andremo a identificare quale sarà la nuova sede del Pascoli per l'anno scolastico 2025-2026, oltre ad un'analisi attenta su tutti gli stabili a livello cittadino, stabili scolastici. Guardando la perizia sulla Pascoli, il primo pensiero va ai bambini e al rischio che hanno corso finora. Le aree blu identificano zone con intonaco scadente, quelle rosse intonaco pessimo con pericolo di crollo, ma ci sono anche zone con infiltrazioni e altre definite pericolose con alta probabilità di cedimento del soffitto, come in un bagno al primo piano e in un ufficio. Un'analisi approfondita che riguarda ovviamente il tema dei soffitti, quindi dell'intonaco che è appunto applicato ai soffitti e insomma l'esito è stato abbastanza impietoso. Al netto ovviamente del crollo che è avvenuto è chiaro che lo stato di salute della maggior parte delle aule non è buono. Fino a giugno dunque scuola trasferita in centro storico nella nuova cittadella della giustizia. Per settembre poi si vedrà. E sempre a Bassano del Grappa sbarca in commissione il progetto di una nuova area commerciale in via Colombo ed è subito scontro politico.
Muro contro muro contro muro. I primi due sono virtuali, politici, il terzo è invece reale, altro che se è reale, e sarà fatto dei mattoni e del cemento che andranno a comporre l'ennesimo insediamento commerciale nella cintura bassanese. A dire il vero, sono piuttosto vivi e vivaci anche i due primi muri, eretti dalla politica cittadina attorno a uno degli accordi fra pubblico e privato che dovrebbe portare all'insediamento di media vendita in via Colombo. Si tratta del già contestato procedimento che dovrebbe trasferire nella zona dei centri commerciali parte della capacità insediativa di un vecchio progetto di Rivarotta a Marchesane. Il fascicolo approda in commissione consiliare, dove le minoranze annunciano barricate e dove l'amministrazione pare avere tutte le intenzioni di tirar dritto. Insomma, muro contro muro, come dicevamo. Ma a forza di veder tirar su muri, anche i commercianti bassanesi e i loro rappresentanti hanno perso la pazienza, criticando in modo durissimo i vari accordi in divenire. Eh sì, perché quello del travaso fra Rivarotta e via Colombo è solo uno dei vari procedimenti in atto, più o meno come quello dell'ex Enel di Viale Vicenza e quello dell'ex Elba. Aree degradate che diventeranno quasi certamente superfici di vendita, e tanti saluti al commercio storico del salotto buono cittadino, soffocato, secondo molti addetti ai lavori, dall'abbraccio mortale di una cintura sovradimensionata. Questo è uno dei motivi che spingono l'opposizione a fare opposizione, assieme a una serie di conti piuttosto preoccupanti sul consumo di suolo. Ma l'amministrazione ha già fatto sapere che si va avanti, spiegando che si tratta di percorsi iniziati nell'era Pavan e sostenendo che non sia possibile bloccarli. Ecco cosa diceva, ad esempio, l'assessore all'urbanistica Andrea Zonta un mese e mezzo fa ai nostri microfoni. Su quello che verrà poi realizzato qui, noi come Comune diamo l'autorizzazione alla costruzione di un edificio a destinazione commerciale, ma non dipende sicuramente dall'amministrazione comunale. Insomma, dopo i tanti fronti già aperti, si apre ora una nuova trincea nei rapporti fra palazzo, città e commercio, e l'eco delle cannonate risuona già dalle aule della politica. Ieri sera a Focus abbiamo mandato in onda una lunga intervista, forse l'ultima, ad Enrico Vanzini, testimone dell'orrore dei campi di concentramento nazista. Era un superstite di Dachau ed è morto a 102 anni e sono ovviamente giorni in cui lo si è ricordato e lo si ricorderà. 7-8 ore continuo a buttare su morti e buttarli dentro, e con l'odore che c'era e con il fuoco che faceva, era quasi, diciamo, non dico, ma sarà stato a quasi 200 gradi. No, e quindi avevo sempre la testa, il mal di testa, pensavo che mi scoppiasse la testa e si doveva fare, e guai se non si faceva. Perché era là la guardia che ci guardava e ogni tanto, se non si faceva quel che diceva, ci sparava. Mancherà a tutti Enrico Vanzini, l'ultimo italiano appartenente al Sonderkommando, testimone dell'orrore della Shoah. Per anni, instancabilmente, ha portato la sua testimonianza nelle biblioteche, nelle scuole, nei tanti incontri pubblici durante i quali ha avuto la forza di raccontare gli orrori vissuti nel campo di concentramento di Dachau. Vedevo tanti giovani che si buttavano sulla rete perché non erano più capaci di sopportare questa vita, e allora si buttavano sulla rete, che c'era 1000 volt di elettricità, e dopo ci mandavano a tirarli via, e io dicevo sempre: ma perché devo buttare via la vita? Un domani può darsi che cambi. Enrico Vanzini era il prigioniero numero 123.343, assegnato alla baracca 8 nella sezione dei detenuti lavoratori. Fu costretto a lavorare nelle camere a gas e nei forni crematori. Sopravvisse alla fame, al trattamento disumano, alle epidemie, alla sete e al gelo dell'inverno, ma sopravvisse soprattutto alla visione mostruosa delle persone gettate nei forni. Il 29 aprile del 1945 il campo di Dachau fu liberato. Quando tornò a casa pesava appena 29 kg, neppure sua madre lo riconobbe. Ha detto: voglio vedere che peso hai. No, e mi ha detto: mamma mia, neanche 30 kg. E infatti mia mamma, no, lei era là, e gli ho detto: mamma, vieni, no, vedi che sono arrivato, vedi che il Signore mi ha dato la gioia di potervi vedere ancora.
E lei mi ha detto, ma chi sei? Ma io non ti conosco mica. Tenne l'orrore del campo di concentramento nascosto nel suo cuore fino al 2005. Dopo 60 anni di silenzio, decise di raccontare ciò che aveva visto e vissuto. Molti comuni in questi anni gli hanno conferito la cittadinanza onoraria. Nel 2013 fu insignito dal Presidente della Repubblica della medaglia d'onore dedicata ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti. Enrico Vanzini si è spento a 102 anni. La morte si è portata via il suo corpo, ma la sua testimonianza rimarrà viva per sempre. La sua memoria è diventata patrimonio indelebile di tutti noi. Speriamo che non succeda più quello che io ho passato e sofferto in circa 8 mesi a Dachau. Servizio di Monica Smidel, andiamo in pubblicità. La prima pagina del Corriere del Veneto, una notizia di cui si sta parlando molto. San Valentino a Villa Crisanti, cena a coppia per una notte da 2.450 euro. Crisanti, parlamentare del Partito Democratico, dice mantenere le dimore storiche costa. Andrea Crisanti, noto infettivologo, che poi si è candidato è diventato parlamentare del PD. Adesso vediamo la Banca dei Tessuti del Veneto. Ieri al Cafoncello a Treviso un workshop con le principali realtà regionali che si occupano di trapianti di tessuti. Salvare la vita o migliorarne la qualità di tanti malati. La Banca dei Tessuti del Veneto è un'eccellenza nella donazione, lavorazione e distribuzione di tessuti per trapianto. Al Cafoncello di Treviso si sono riunite tutte le realtà venete che si occupano di trapianti di tessuti o uso di cellule a scopo terapeutico, con l'obiettivo di fare sinergia, di ottimizzare le risorse e capire quale sarà l'evoluzione di questo settore. Credo che il futuro ormai è realtà, cioè useremo cellule per fare tessuti, magari dallo stesso paziente, da un paziente autologo che fornirà delle cellule, magari delle cellule staminali che possono essere poi differenziate in modo di dar vita ad un tessuto e perché no un domani anche un organo. Un settore in rapidissima evoluzione che presuppone la generosità di persone che donano i tessuti propri o dei loro cari, ed il Veneto si è dimostrato terra di grande altruismo con il 2024 anno dei record. Nel senso che abbiamo distribuito 8.000 tessuti per trapianto, quindi siamo riusciti a raggiungere 8.000 riceventi sparsi in giro per l'Italia e in Europa, e grazie ovviamente tutto ciò alla generosità dei donatori e dei familiari di donatori, che tra donatori appunto a cuore fermo, diciamo quindi deceduti, a cuore vivente, arriviamo quasi a 1.500 donatori. Emblematica la storia professionale e personale del dottor Francesco Calabrò. La mia storia mi ha portato a essere dall'altra parte. Dopo aver fatto appunto il chirurgo toracico, aver trapiantato polmoni, ho fatto il coordinatore dei trapianti e sono vivo grazie a un cuore ricevuto in dono. Ricordiamoci che l'attività quotidiana delle banche dei tessuti, quindi degli occhi, di tutti i tessuti, è basata sulla volontà di donare. Quindi il fatto che l'attività anche dell'associazionismo territoriale costituisca un punto fondante, tra l'altro nello statuto delle due banche, di essere promotori della volontà di essere favorevoli alla donazione di organi e tessuti. Andiamo a Venezia perché, come era stato annunciato, per tutto il mese di febbraio il campanile di San Marco non sarà visitabile per consentire importanti interventi di manutenzione. Sentiamo Lorenzo Maier. Ogni anno sono circa 700.000 i visitatori che, dopo essere arrivati a Venezia, fanno tappa in uno dei luoghi simbolo della città, il campanile di San Marco, per ammirare da qui una vista mozzafiato sulla piazza e sulla laguna. La Procuratoria di San Marco ha in affidamento questo patrimonio di inestimabile valore, insieme alla Basilica, con il compito di custodirlo.
Come era stato annunciato a novembre, per tutto il mese di febbraio il campanile di San Marco è chiuso e non sarà accessibile ai turisti per alcuni importanti interventi di manutenzione voluti dalla Procuratoria, sempre d'intesa con il proto della Basilica, architetto professore Mario Piana. Il primo procuratore, avvocato Bruno Barel, fa il punto sui lavori in corso. Intervento finalizzato alla sicurezza delle persone e perciò era assolutamente necessario. Tra l'altro sostituiremo il vecchio argano, l'argano storico del campanile, e speriamo di riuscire a conservarlo e a farlo vedere perché fa parte della memoria storica del campanile. Abbiamo già ultimato invece i lavori di manutenzione straordinaria della cella campanaria. Ci saranno anche altre sorprese. Stiamo anche riflettendo sulla opportunità di ridare un po' di luce notturna all'angelo che svetta sulla punta del campanile e che è un riferimento storico, culturale ma anche affettivo per la città di Venezia. Cantieri aperti anche in questo periodo in Basilica. Completando i lavori di restauro alla Basilica è partito all'inizio dell'anno il primo stralcio di manutenzione straordinaria delle falde del tetto, è un intervento importante che proseguirà con gli altri stralci. Tutti all'opera nel versante del Montello che guarda al Piave per salvare i rospi da morte certa in seguito ad investimenti. A Volpago l'hanno già battezzata Operazione Rospo Sicuro. Sono chilometri e chilometri di rete come questa messe in opera da diversi anni in questa stagione dai comuni del Montello che guardano al Piave. Ma a Volpago è così sentita che anziché utilizzare operai del comune, a posare questa barriera ci sono i volontari della protezione civile, gli alpini ma anche l'amministrazione comunale. Anche il vice sindaco si mette a mettere giù le reti per salvare i rospi? Beh, certamente, perché è un servizio e ho trovato negli volontari della protezione civile e degli alpini subito una risposta positiva. Una vera e propria squadra che rispetto a qualche anno fa, dove ci volevano almeno 2 giorni per posare la rete, finisce i lavori quasi in tempo record. In una mattinata 10-12 persone, in una mattinata facciamo tutto. Ecco, ma perché lo fate? Ma per spirito innanzitutto di salvaguardia per gli anfibi, perché queste sono reti di protezione, le chiamano le reti per i rospi, ma ci sono anche tutti i vari anfibi, dalle rane, altre tipologie di anfibi. Anfibi che nelle prossime settimane, con il risveglio della primavera, scenderanno dal Montello verso il Piave per la stagione degli amori, con il risultato di venire schiacciati dalle auto quando passano per questa provinciale. Questa è una strada di alta percorrenza, quindi ogni volta qui c'era un disastro. È anche brutto da vedere questi animali spiaccicati, ma soprattutto anche pericoloso, perché sono scivolosi, passavano delle biciclette. Cosa si prova a salvare i rospi? Ma è un animale in via di estinzione, allora praticamente lo facciamo per quello, ecco. Va detto che rospi e anfibi attraversano di notte e che oltre alle reti a salvarli ci sono anche altri volontari. Bisogna anche ringraziare poi l'associazione SOS Anfibi, perché dopo alla sera loro, quando gli animali vengono giù dal bosco, vengono a recuperarli, che si fermano sulle reti con i secchi e li portano nelle aree umide per la riproduzione. Quasi un rito l'operazione Rospo Sicuro, che di fatto annuncia la primavera. Ritorniamo fra 15 giorni, 20, e queste cose qua le rimettiamo nella sede di Volpago e pronti per l'anno prossimo. Nessuno invece salva i folpi, perché alla fiera del Folpo di Noventa Padovana ovviamente finiscono nei piatti. Da piatto principe, protagonista di una delle più antiche fiere del nostro territorio, a re indiscusso della tradizione culinaria, il comune di Noventa Padovana ha presentato un progetto per valorizzare il folpo, prodotto della cucina tipica veneta. Il progetto vuole rendere la cucina e le attività del territorio protagoniste tutto l'anno. 11 ristoranti hanno sottoscritto un regolamento nel quale si impegnano a proporre il folpo e la sua ricetta tradizionale. Il progetto è quello di portare il folpo, che è il piatto tipico del nostro territorio,
territorio di Noventa Padovana, non solo nei 6 giorni della Fiera del Folpo, quindi attorno alla quarta domenica di ottobre, ma 365 giorni l'anno, tutto l'anno. Promuovere il folpo nel nostro territorio, farlo conoscere all'esterno e quindi fare in modo che il folpo sia un volano anche per il turismo e l'economia del nostro territorio. Una giuria di esperti e una giuria popolare formata da clienti paganti assegneranno a ciascuna interpretazione del folpo un punteggio e sulla base dei punteggi acquisiti i 3 migliori ristoranti si sfideranno a marzo in una finalissima per decidere chi sarà l'ambasciatore del folpo di Noventa. Noi abbiamo dei sindaci di città capoluogo che vengono a mangiare a Noventa perché si mangia bene, soprattutto il folpo. Quindi abbiamo anche proprio dei ristoranti di alcuni sindaci che vengono regolarmente qua. Marcello Bano sarà ospite stasera a Focus insieme a Giulia Andrian, Laura Cestari, Monica Coin, Isabella Dotto, Gianluca Pietrosante, Giorgio Tronca e Massimo Venturato. È tutto per oggi, grazie a Tony Esposito e Italo Morao in regia e buona giornata.